In quella che è definita la piccola Venezia? Chioggia? Sì. Certo, ma la domanda è: Venezia è la grande Chioggia o Chioggia è la piccola Venezia? Ma già confuso. Gloria Aura Bortolini, vediamo. Ieri sul primo canale Rai è passata la puntata di Camper che parlava di Chioggia. È stato lo stesso Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ad anticipare sulle sue pagine social che questa settimana sarebbe stata dedicata al Veneto. Tra i borghi veneti visitati figura Chioggia, dove la giornalista Gloria Aura Bortolini ha avuto modo di conoscere la torre di Sant'Andrea con il suo orologio meccanico funzionante più antico del mondo, il Cristo di San Domenico e le sue trasfigurazioni, terminando la sua visita in un baccaro di Rivavena davanti ai cicchetti tipici. A fare gli onori di casa la presidente del consorzio turistico Lidi di Chioggia, Elena Boscolonata. Camper è un programma leggero che porta gli spettatori in giro per l'Italia, tra le sue bellezze e le sue tipicità. Parlando del Veneto, Chioggia non poteva mancare, un'occasione in più per mostrare come siamo a chi ancora non ci conosce. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che praticamente è il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente all'interno del territorio nazionale.